Il cuore alpino ha già iniziato a battere. In attesa dell'invasione pacifica del 2024, intanto si compie un primo passo verso la 95esima adunata nazionale che si svolgerà dal 10 al 12 maggio prossimi. Oggi è stato svelato il logo, uno scudo crociato che è anche un cuore, simbolo dell'accoglienza delle penne nere vicentine. Rappresenta un po' quel che è la città di Vicenza, quindi i colori bianco-rossi, lo scudo cuore, quindi una parte dello scudo per la forza che rappresenta la città, il cuore alpino con l'ana alpina. Quindi diciamo che questo racchiude un po' tutto. Il numero 4, che sono i 4 settori, sono i nostri 4 ossari che sono tutti raccolti con questo logo. Lo scudo cuore significa scudo, protezione, accoglienza, luogo sicuro. Cuore, disponibilità e grande generosità. Questi sono i valori degli alpini, della città di Vicenza e degli alpini in generale. Dopo l'annuncio dell'apertura dell'ex caffè Moresco, oggi parte ufficialmente il via alla lunga maratona che porterà alla 3 giorni di maggio con la presentazione del logo che accompagnerà tutti i momenti ufficiali dell'adunata. E intanto la macchina organizzativa procede per pianificare l'accoglienza, gli eventi e la sicurezza. Per settimana prossima avremo la presentazione di Palazzo Folco, che sarà il quartier generale della Dunata 2024, dove verranno di fatto messe le fondamenta a tutti i progetti che sono stati finora messi su carta. Stiamo lavorando sugli alloggiamenti collettivi, la zona fiera, sulla viabilità, la mobilità interna, la sicurezza, che abbiamo già avuto 2 tavoli di confronto con la prefettura e la questura, quindi stiamo lavorando su tutti i fronti per rendere sicura la città e che sia accogliente come sarà sicuramente la città di Vicenza per gli alpini. Vicenza si sta preparando ad ospitare la grande adunata nazionale del 2024 e sarà un appuntamento storico per la città e per la nostra comunità.